Ed è di donne come lei che ci parlerà la prossima maestra, Lella Costa. Donne che contro le discriminazioni hanno contribuito a farci essere quello che siamo. Buona lezione. Lottiamo perché le donne del futuro, felici e stimate, rivolgano pensieri all'umiliazione e al dolore di quelle che le hanno precedute. Sono parole scritte quasi 200 anni fa, nella prima metà del 1800, da Cristina di Belgiojoso, grandissimo personaggio, principessa, carbonara, rivoluzionaria, libera pensatrice. Mi vengono spesso in mente queste parole perché noi che ci stiamo parlando e ascoltando in questo momento, in questo tempo, siamo sicuramente, per Cristina di Belgiojoso, donne del futuro. E mi domando spesso se sia vero che ci sentiamo perfettamente felici e stimate. Mi domando se sia vero che la distanza, anche temporale e anche fisica, che c'è tra la vita di Cristina di Belgiojoso e la nostra, sia davvero così radicalmente diversa. Abbiamo indubbiamente fatto dei grandi passi avanti, abbiamo conquistato diritti, dignità, visibilità, non sempre e non abbastanza. E quello che mi colpisce è che quando ci viene chiesto di raccontare la storia delle donne, come dire, si pensa sempre che si possa fare una grande sintesi. In fondo la storia, vabbè sì, dai, cosa sarà? E invece è veramente la metà, se non più della metà della storia del mondo. Il sospetto che mi viene, è che quando si tratta di donne, sembra sempre che tutte le nostre conquiste, le nostre battaglie, le nostre vittorie, i nostri meriti, le nostre competenze, il nostro talento, siano comunque circoscritti a noi. Come se la nostra fosse sempre comunque una storia corporativa, come se tutto quello che le donne hanno fatto, pensato, detto e ottenuto sia sempre stato solo di, a, da, in, con, su, per, tra, fra di noi, le donne. Ed è questo l'errore clamoroso, è questo che ci ha portato a sottovalutarci da sole. Non è così. Ogni volta che si nega visibilità, che si nega un diritto, una dignità, un ascolto appunto agli innumerevoli talenti delle donne, non è che fanno un torto a noi, si fa un torto all'umanità, si fa un torto al pianeta. E mi domando anche come mai, curiosamente, anche insomma in Italia, noi abbiamo uno straordinario primato. Sono italiane le prime due donne laureate, ma non in Italia, al mondo. La prima nel 600, Elena Lucrezia Cornaro Piscopia, nota anche come Lucrezia Corner, ragazza veneziana, figlia di un signore molto abbiente e anche molto colto, che ci teneva pazzamente che lei studiasse. Lei ha studiato, lei dialogava col padre in greco antico, discettava di filosofia. Il padre si era incaponito a ottenere per lei la laurea in teologia all'Università di Padova. No, che è stato verso, naturalmente, una donna teologa, no, anatema, non sepol. Però, comunque, Lucrezia nel 1600, ma non mi ricordo la data esatta, comunque direi dopo il 1650, è la prima donna a ottenere una laurea in filosofia al mondo. E la seconda, un'ottantina di anni dopo, sarà un'altra italiana, Laura Bassi, detta la filosofessa di Bologna, grandissimo personaggio, donna dalla cultura talmente sterminata che non solo è la seconda donna laureata, ma è la prima donna al mondo a ottenere una cattedra accademica. E attenzione, non è che la ottiene in economia domestica e neanche in filosofia, che evidentemente stava già diventando un po' una specializzazione di genere. No, fisica sperimentale. Allora, i casi sono due: o in quel momento i maschi erano tutti morti in guerra, oppure lei era brava, era veramente brava, era la più brava. Ecco, quello che colpisce è quanto facciamo ancora oggi fatica a vedere riconosciute le nostre eccellenze, i nostri primati, il coraggio di una Cristina di Belgiojoso che fa eco di alcune decine di anni, insomma viene non tanti anni dopo l'altro straordinario coraggio che ha avuto Olympe de Gouges, che nel 1791 chiede all'Assemblea nazionale, riunita a Parigi, di poter illustrare davanti a tutti la sua dichiarazione universale dei diritti della donna e della cittadina. Qual è la motivazione di Olympe, che dir si voglia? Una donna ha diritto di salire sul patibolo, deve dunque avere anche il diritto di salire sul podio.
Molto bene, il ragionamento non fa una grinza, quindi l'assemblea si riunisce e Olympe viene ammessa e viene ascoltata e poi viene ghigliottinata. Ma la cosa fantastica è la motivazione. Perché viene ghigliottinata Olympe de Gouges? Per avere dimenticato le virtù che convengono al suo sesso. Ma come? C'è stata una rivoluzione di mezzo, e che rivoluzione, che avrebbe dovuto rivoluzionare non soltanto i rapporti economici, ma proprio la relazione tra persone, il concetto di diritto, di cittadinanza. Ha dimenticato le virtù che convengono al suo sesso. Quali sono di preciso queste virtù? E quali donne le hanno dimenticate al punto da diventare protagoniste in modo a volte anche efferato? Sapete chi è stato il più grande pirata della storia? Noi abbiamo questa cosa della lingua, la nostra lingua è una lingua molto sessuata, non so come dire, c'è il femminile e c'è il maschile. E se io dico il più grande pirata della storia si pensa a un uomo, e invece il più grande pirata della storia è stato una donna. Si chiamava Qin Shi ed era una piratessa, la più grande, e alla fine del Settecento aveva ai suoi ordini, non so, 80.000 uomini, non mi ricordo più quante migliaia di navi. È stata la più potente, mai fermata, mai sconfitta, mai processata, mai condannata, la più grande. Così come forse non è rimasta la più grande, ma la prima persona al mondo a ottenere 6 stelle Michelin, 3 per ognuno dei suoi 2 ristoranti di Lione, è stata una donna che si chiamava Eugénie Brasier e che ha avuto tra i suoi clienti da Jacques Prévert a Valéry Giscard d'Estaing, tutti i più titolati, appassionati gentiluomini e gentildonne di Francia che facevano la fila pur di andare a mangiare da lei. E quando a lei, che era nata poverissima, guardiana di bestiame, analfabeta, orfana, ragazza madre, le aveva tutte, eppure la prima persona al mondo a ottenere 6 stelle Michelin. E quando qualcuno, ormai considerandola un faro, un punto di riferimento, intervistata dalle menti migliori della sua generazione, le veniva chiesto: e ci dica, signora Brasier, ci dica, ma lei come ha imparato a cucinare? Lei rispondeva: cucinando. Esiste una semplicità nel stare delle donne nel mondo che spesso viene scambiata, come dire, per un'autodenigrazione. Non siamo capaci di valorizzarci, è probabile, è molto probabile. Penso agli infiniti talenti che le donne hanno avuto per la scienza, penso alle inventrici. C'è stata una signora, sempre nell'Ottocento, ingegnere e allevatrice di bestiame, inventrice, si chiamava Mary Anderson. Bene, Mary Anderson ha inventato un pezzo di gomma che andava avanti e indietro fuori dal vetro dell'automobile. L'ha chiamato tergicristallo, l'ha inventato lei. Così come Lillian Moret Gilbreth, che è stata un'altra ingegnere, inventrice americana. Tra le innumerevoli cose che ha inventato c'è anche la pattumiera a pedali, perché aveva 12 figli. E il talento delle donne sta anche nell'ottimizzare quello che ti tocca fare nella vita. Con 12 figli, di cui almeno 2 li hai sempre in braccio, era indispensabile inventare la pattumiera a pedali. E che dire di Maria Telkes, che già a metà del Novecento, quando tutti i suoi colleghi maschi ipotizzavano che un giorno si sarebbe potuto forse cominciare a lavorare sull'uso dell'energia solare per anche usi pratici, lei ha detto: ma lo sappiamo già. Il sole già può essere usato come fonte di energia alternativa, e quindi lei già a metà degli anni 50 del Novecento ha inventato forni solari, frigoriferi solari, ovviamente i pannelli solari, al punto che la chiamavano The Sun Queen, la regina del sole. Però a me non me l'hanno raccontato a scuola. È qualcosa che ti devi andare continuamente a scoprire, a imparare, così come a me non hanno raccontato a scuola la vita di Maria Sklodowska. Maria Sklodowska, che da cuoca, che faceva la cuoca in una famiglia di Varsavia per guadagnarsi da vivere, per risparmiare i soldi e per poter riuscire a studiare, non solo riesce a studiare, non solo si laurea alla Sorbona, non solo è la prima donna a ottenere una cattedra alla Sorbona, siamo alla fine
più o meno dell'800, ma è anche finora l'unica persona al mondo ad aver ottenuto ben 2 premi Nobel, uno per la fisica e uno per la chimica, 2 discipline piuttosto ostiche, l'unica al mondo. Solo che noi la conosciamo col nome di suo marito, che era una persona per benissimo, però non era il suo nome. Noi la conosciamo come Marie Curie, ma lei nasce Maria Sklodowska. Quante sono le donne i cui talenti non sono stati abbastanza evidenziati, abbastanza valorizzati? Quante sono le donne che hanno fatto davvero la differenza anche nella politica? La Sardegna del 1300 era davvero una terra senza leggi, senza norme, senza regole, davvero vigeva il concetto dell'homo homini lupus, tutti contro tutti. Bene, poi è arrivata lei, Eleonora d'Arborea, giudicessa, di fatto regina. Ha emanato quella che si chiamerà la Carta dell'Ogu, una carta così avanzata, così visionaria, che è rimasta in vigore per 500 anni, dal 1300 al 1800, sanciva un sacco di cose, normava un sacco di cose, di relazioni anche molto quotidiane, normali, ma soprattutto sanciva un principio per la prima volta nella storia, che tutti gli uomini davanti alla legge sono uguali. Dovrà passare parecchio tempo perché questo venga affermato da un'altra carta, questa volta universale, la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, che sancisce esattamente la stessa, identica cosa. E guarda caso, dietro c'è una signora che si chiamava Eleanor Roosevelt, perché dietro ogni grande carta c'è sempre una grande donna. Come è stata una grande donna Teresa Mattei? Allora, nel giugno del 1946 le donne italiane entrano per la prima volta in Parlamento, regolarmente elette. Tra di loro la più giovane, questa ragazza, questa deputata di Genova, si chiama Teresa Mattei, che fa sue da subito le battaglie per la dignità, per la parità di diritti, e dopo che sarà entrata in vigore la Costituzione, Teresa Mattei si batte particolarmente perché le donne possano avere accesso a tutte le possibili forme, no, della professionalità, per esempio alla magistratura, come sancito dalla Costituzione. E ce la vediamo in Parlamento che prende la parola: onorevoli colleghi, come sancito dalla nostra Costituzione, la donna ha tutti i diritti e le competenze per entrare in magistratura. Sollevazione popolare dei colleghi che rumoreggiano. Uno prende la parola: signorina, veramente sarebbe deputata o onorevole? Non ce la fa, no. Non ce la fanno, la chiameranno per sempre, ancora oggi, signorina, signorina deputata. Ma che cosa dobbiamo sentire? Quale bestialità, quale atrocità, ma non si rende conto dell'impietà, della follia di quello che sta proponendo le donne in magistratura? Giammai, ma lei non lo sa, signorina, non lo sa che in certi giorni del mese le donne non ragionano? Risposta di Teresa: e lei, onorevole collega, lo sa o non lo sa che ci sono uomini che non ragionano in nessun giorno del mese? È di questo che è costellata la nostra storia anche recente, e dei colpi di genio, delle carriere, le vite dedicate a una passione, a uno studio, e poi la capacità di sintetizzare tutto in una frase che poi ci portiamo nel cuore. Penso a quella straordinaria donna, quella straordinaria scienziata che è stata Margherita Hack, astrofisica, che con quel suo modo toscano, amichevole, ironico, un giorno ha detto: via, nella vita non c'è nulla da temere, solo da capire. Bello, eh? A pensarci oggi, quanto serve un pensiero del genere. Ho avuto da miei un'educazione molto liberale, sono stata molto libera, e questa mi ha aiutato molto, credo, nella vita, nella mia professione. Infatti, sebbene io abbia dovuto lavorare molto più dei miei colleghi uomini per fare carriera, per arrivare dove sono arrivata, ho sempre avuto molta fiducia in me, e ho avuto sempre la dose di aggressività che è necessaria e che credo spesso manchi a molte donne, proprio per colpa dell'educazione che hanno avuto fin da bambine, un'educazione, direi, castratrice. Vorrei salutarvi citando tra le grandissime scrittrici di cui possiamo, insomma, vantare la sorellanza, una che mi è particolarmente cara, che è Elsa Morante, autrice di libri straordinari, uno fra tutti La storia, ma io amo particolarmente
questo straordinario e così folle in qualche modo libro che lei ha pubblicato credo nel 68, si chiama Il mondo salvato dai ragazzini. È uno strano esperimento tra la poesia, la prosa poetica, il jazz. Una di queste composizioni si chiama la ballata degli FP e degli IM, di felici pochi e gli infelici molti. E Samorante in tutta la prima parte con genio estro, usando le parole davvero in modo completamente dissonante e rivoluzionario, racconta, dice come nonostante tutto l'infelicità dei felici pochi sia comunque più felice della cosiddetta felicità degli infelici molti, perché la felicità degli infelici molti non è mai allegra. E conclude dicendo: comunque, se vi piace la tristizia, godetevela voi la vostra. Questa terra non è mica roba vostra. È da secoli e da millenni che cerchiamo di farvelo capire. Mamma nostra mica ci ha fatto per servire gli usi vostri, mica ci ha fatto gli occhi per guardare le tristi facce vostre, mica ci ha fatto le orecchie per ascoltare le tristi chiacchiere vostre. La vostra guerra non è la nostra. Noi siamo per l'allegria e la grazia, ossia la felicità. Sarebbe una magnifica stravaganza di scavalcare tutti insieme i tempi brutti in un allegro finale. Felici tutti. Forse il primo segreto essenziale della felicità si potrebbe ancora ritrovare. L'importante sarebbe rimettersi a cercare. Con Lella Costa abbiamo iniziato un viaggio nella memoria all'insegna di una parola: uguaglianza. Non ci fermiamo, chiudiamo